Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Al Menti va in scena il primo posticipo del 30° turno della Serie B-Win tra Vicenza e Torino. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per continuare la corsa playoff ed entrambe le squadre arrivano da un KO. Il Vicenza di Maran è più fresco, ha saltato turno infrasettimanale per via del maltempo che ha colpito Ascoli. Lerda invece è travolto dagli infortuni, l'ultimo in ordine cronologico, quello di Pratali, che nel riscaldamento si è fatto male, ha dovuto lasciare il posto a Cavanda. Dopo il minuto di silenzio in memoria dell'alpino Ranzani caduto in Afghanistan, si parte agli ordini dell'arbitro guida di Torre Annunziata. Lerda ha chiesto alla vigilia una prova di maturità ai suoi giocatori, parte però meglio il Vicenza con questo diagonale dopo 3 minuti di Tulli. La palla si spegne sul fondo, lontano dallo specchio della porta di Bassi. La reazione del Torino è con il capitano Bianchi, destro a giro, che si spegne sopra la traversa al minuto 12. Torna in avanti il Vicenza al 17°, lo fa con un calcio di punizione che sfila alla destra di Bassi. La punizione era di Gianni. Al minuto 27 l'evento che condizionerà tutta la partita. Cavanda non copre bene l'uscita di Bassi, che tocca botta per l'arbitro guida, è calcio di rigore, cartellino giallo per il portiere del Torino. Rivediamo come botta bruci i due avversari nel giro di 3 metri e poi con il fianco Bassi atterri botta dal dischetto, abbruscato, calcio, palla da una parte e Bassi dall'altra. Il Vicenza è in vantaggio al minuto 28 con Elvis Abbruscato, 12° gol in campionato per lui. Lui che è un ex di questa partita, l'ultima gara col Toro la giocò il 21 agosto del 2009 e qui va a castigare i suoi ex compagni. Il Torino però non cade e al 31° ha un'ottima opportunità con Antenucci che si ritrova un pallone sul destro, diagonale, bravissimo Russo a metterci la mano aperta e a spostare il pallone in calcio d'angolo. Il finale del primo tempo vede ancora il Vicenza avanti, punizione di botta, Schiavi di testa, in terzo tempo non riesce a schiacciare, la palla va sopra la traversa. Finisce qui il primo tempo, si ricomincia senza cambi, si ricomincia con un timido Torino in avanti. Tocca a Obodo al minuto 5 provare la conclusione dalla distanza dopo aver saltato un avversario, un mancino sporcato da un difensore, e ottiene solo un calcio d'angolo. Al minuto 26 passano ben più di 20 minuti prima di poter rivedere qualcosa al Menti. Si scatena Tulli, testardo, caparbio, numero su 2 avversari, rientra sul destro, lascia partire una conclusione a giro che si spegne sul fondo. La disperazione di Tulli per questo gran numero che poteva trovare una miglior conclusione. Il Torino costruisce la palla gol più clamorosa al minuto 27 con Bianchi che all'interno dell'area colpisce la traversa dopo una sponda di Antenucci. Il Vicenza però potrebbe chiudere la partita perché Zavagno commette un'ingenuità clamorosa. Invece che retrocedere il pallone al portiere, lo consegna da Abbruscato che si invola al limite dell'area e Bassi deve superarsi con la mano aperta, tuffarsi sulla sua destra per mettere la sfera in calcio d'angolo. Al 35° Abbruscato poteva chiudere la partita. Il forcing finale Granata non produce molto, soltanto questo destro di Pellicori neutralizzato da Russo al minuto 41 e poi al 44° un calcio d'angolo di Gasbarroni deviato con il tacco da Antenucci. Russo se lo trova tra le mani. La partita finisce qui, il Vicenza vince 1-0, il Vicenza aggancia il Torino a quota 41, i playoff eventuali sono un punto sopra nelle mani del Pescara.